Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Segregata, picchiata e presa a morsi, arrestato a Giardini Naxos in provincia di Messina un uomo che non accettava la fine della relazione con la sua ex. Ha provato anche a strangolarla e a gettarla nella tromba delle scale. Ieri sera fiaccolata a Niscemi a un mese dalla frana, in piazza cittadini, commercianti e imprenditori che chiedono ristori veloci. Maxi frode fiscale da oltre 35 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Agrigento ha scoperto un sistema che avrebbe coinvolto più di 200 imprese in tutta Italia, accusate di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti. A Palermo chiusa una sala bingo dopo il concerto del neomelodico Anthony. Ad assistere all'esibizione in prima fila 2 boss mafiosi. State realizzando un disegno di politica criminale, parole grosse a Palermo nel confronto tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il leader del Movimento 5 Stelle Conte sul referendum sulla riforma della giustizia. Sanremo, ieri la seconda serata del festival che continuiamo a seguire con inviati e le nostre trasmissioni Voci da Sanremo e ai nostri microfoni Francesco Renga. Calcio, Serie C, il Catania è tornato ad allenarsi al completo in vista del doppio impegno in trasferta, il primo appuntamento a Salerno, il nodo per Toscano e l'attacco. Segrega in casa l'ex fidanzata, gli sequestra il cellulare alla ricerca di prove di un'altra relazione, poi la prende a calci e pugni, anche a morsi e tenta perfino di strangolarla e di scaraventarla dalla tromba delle scale. L'accusa contestata a un uomo di 41 anni che è stato arrestato a Giardini Naxos dai carabinieri. Le indagini sulla violenza avvenuta tra il 21 e il 22 febbraio scorsi a casa della donna sono state avviate dai militari dopo l'allarme lanciato dai genitori della donna, che era riuscita per qualche secondo a rientrare in possesso del telefonino. A un mese esatto dalla frana, Niscemi è scesa in piazza ieri sera con una fiaccolata partecipata. In piazza cittadini che hanno perso la casa, commercianti e imprenditori. Gerry Italia. Migliaia di persone hanno invaso le strade di Niscemi, una mobilitazione senza precedenti voluta dal Comitato Evento Franoso per ribadire un messaggio chiaro. Niscemi non vuole essere dimenticata. In testa al corteo uno striscione, il coraggio di restare, la forza di cambiare. Nessuna bandiera politica, solo cittadini, famiglie sfollati e imprenditori, un'intera comunità che chiede risposte. Il nostro obiettivo è quello di non far abbassare la guardia, quindi permettere all'opinione pubblica, alla stampa di visualizzare la problematica che dobbiamo affrontare, evitare che quindi cali il sipario e soprattutto stimolare le autorità politiche a attenzionare e risolvere le problematiche che stiamo affrontando quotidianamente. Il corteo ha attraversato le vie simbolo della città e si è fermato davanti all'accesso sbarrato della SP12, una delle zone più colpite dalla frana. Qui il silenzio pesa quanto le macerie. Dal 2000 al 2025 non è stato fatto nulla, quindi speriamo che con questa marcia vogliamo sperare che ci sia un futuro diverso, che non si ripeta il 97 e che anzi Niscemi torni ad avere la sua identità. All'arrivo al santuario di Maria Santissima del Bosco non si riesce a vedere ancora la fine del corteo. La risposta della gente è stata eclatante. La prima cosa è far rientrare le persone nelle loro case in sicurezza, quindi iniziando le opere di risanamento. Senza opere di risanamento Niscemi non può ripartire, quindi è importantissimo che si facciano quelle opere indispensabili immediatamente per far ripartire tutta la città, sia la viabilità, sia le opere idrauliche, il costone che venga messo in sicurezza, tutte quelle opere indispensabili per salvaguardare l'intera città. Le fiaccole illuminano la notte di Niscemi, una luce fragile ma ostinata, perché qui nessuno vuole arrendersi all'oblio. Ci spostiamo adesso in provincia di Catania, lungo la costa ionica devastata dal ciclone Harry. Stazzo riparte dopo i danni, il sindaco Barbagallo dice sarà, con tutte le nostre ferite, sarà comunque un'estate normale. Tonino De Mano.
Siamo ormai addirittura d'arrivo, riapriremo i nostri lungomare, chiaramente con qualche cerotto. Sarà un'estate quasi normale. Il sindaco di Acireale Barbagallo lo dice senza esitazioni, in una stazzo baciata dal sole, con i raggi che riscaldano il cuore e l'anima, tenendo lontano i cattivi pensieri del ciclone Harry. Chiaramente ci sarà ancora molto da fare, ma dal borgo marinaro Acese arrivano segnali forti e chiari. L'esempio è la strada e la massicciata sul lungomare, rimessi in sesto in meno di un mese. In questo mese abbiamo fatto il possibile, tutto quello che la legge prevede rispetto alle messe in sicurezza, quindi siamo ormai addirittura d'arrivo e noi abbiamo sotto le strade la pietra lavica, quindi siamo tra virgolette fortunati perché c'è una certa sicurezza, mentre dove le strade sono state realizzate nella sabbia i problemi sono, diciamo, di natura differente. Il comune di Acireale ha fatto la sua parte, ma per l'ultimo step servirà l'intervento di Stato e Regione. Manca l'ultima quota parte per cercare di tornare realmente alla normalità e ci attendiamo quindi una risposta immediata da parte della Regione Siciliana e dello Stato. Intanto dal Genio Civile arrivano altri segnali confortanti, con lo stanziamento di fondi per il ripristino e la funzionalità dei porti. La fetta più importante è destinata proprio a Stazzo, 500.000 euro, poi Pozzillo 450.000 e Santa Tecla 400.000. I lavori, fa sapere Barbagallo, sono subito esecutivi. Del resto, per chi vive di mare e per il mare, non c'è tempo da perdere. Maxi frode fiscale da oltre 35 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Agrigento ha scoperto un sistema che avrebbe coinvolto più di 200 imprese in tutta Italia. Desiree Ferlito. Maxi frode fiscale da oltre 35 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Agrigento ha scoperto un sistema che avrebbe coinvolto più di 200 imprese in tutta Italia, accusate di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti per abbattere il reddito e pagare meno tasse. Le indagini condotte dalla compagnia di Sciacca hanno ricostruito l'emissione di oltre 2000 fatture false da parte di 7 società fittizie intestate a prestanome e prive di reale attività. I documenti simulavano sponsorizzazioni legate a gare automobilistiche di rally mai avvenute. Attraverso questo meccanismo aziende con sede in Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia avrebbero ottenuto costi fittizi per milioni di euro. Determinanti gli accertamenti bancari, le intercettazioni e i pedinamenti, svolti anche con il supporto dei carabinieri di Sciacca. Al centro del sistema un imprenditore agrigentino ritenuto la mente dell'operazione, che avrebbe trattenuto l'IVA delle fatture false e una commissione tra il 5 e il 14%. In totale sono 18 le persone denunciate, mentre 13 società coinvolte. Contestate violazioni tributarie per oltre 21 milioni di imponibile e quasi 5 milioni di IVA. Durante una perquisizione sono state sequestrate 305.000 euro in contanti, di cui 225.000 nascosti in sacchetti sottovuoto dentro un intercapedine. Sigilli anche a una villa di lusso ad Agrigento e 4 auto di grossa cilindrata. C'è un'altra truffa, questa volta sul superbonus. Succede che è stata scoperta a Patti, in provincia di Messina, i crediti d'imposta non spettanti riferiti sia agli incentivi del sisma bonus che a quelli dell'eco bonus venivano prodotti grazie alla complicità di 2 ingegneri, un architetto, un dottore commercialista, che attestavano falsamente la regolare esecuzione di lavori edili che in realtà erano mai avvenuti o avvenuti solo in parte, sequestrati quasi 2 milioni di euro. A Palermo è stata chiusa per un mese una sala bingo. Si era tenuto il concerto del neomelodico Anthony. Ad assistere all'esibizione in prima fila 2 boss mafiosi di spicco. Marco Gullà. Una sala bingo a Palermo in via Messina Marina è gremita di gente, non soltanto per tentare la fortuna, ma anche per ascoltare il cantante neomelodico Anthony e le sue dediche a chi si trova richiuso in carcere. Per questa sala è arrivata la chiusura per un mese da parte del questore Vito Calvino. Tra il pubblico c'erano infatti Giuseppe Caserta e Claudio D'Amore, già in passato condannati per reati di mafia e riconducibili alle famiglie di Brancaccio e Corso dei Mille. Il neomelodico si è esibito con diverse canzoni del suo vasto repertorio, scambiando gesti di intesa con i suoi fan e con Caserta e D'Amore, seduti entrambi in prima fila per assistere allo spettacolo. La partecipazione dei due, lontana
pena dall'essere considerata un mero ascolto passivo del concerto, non può non essere ritenuta una lesione della sicurezza pubblica in quanto avvenuto in presenza del pubblico, spiegano dalla questura. Dopo quanto pubblicato su TikTok, gli investigatori della polizia hanno avviato degli accertamenti per ricostruire l'organizzazione dell'evento, un evento che certamente non poteva tenersi in quella sala. Oltre alla sospensione dell'autorizzazione per la sala bingo, al cantante è stato notificato un foglio di via, dovrà lasciare Palermo e non potrà farvi ritorno per i prossimi 2 anni. State realizzando un disegno di politica criminale, volano parole grosse a Palermo nel confronto tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Al centro il referendum sulla riforma della giustizia. Marco Gullà. State realizzando un disegno di politica criminale. Volano parole grosse a Palermo nel confronto fra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul referendum ormai alle porte che riguarda la riforma della giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati. Ospiti della Fondazione Lauro Chiazzese di Palermo insieme ai rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura e dei partiti, fra i quali, solo per fare un nome, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, il ministro e il presidente del Movimento 5 Stelle non si sono risparmiati le stoccate. Per Nordio la separazione delle carriere è nelle cose ed esiste già in tutti i paesi civili. Con l'introduzione di un codice accusatorio in tutti i paesi del mondo, tutti dove esiste il sistema accusatorio e anche dove non esiste, le carriere sono separate. E c'è una ragione, perché, lo ripeto ancora una volta, il pubblico ministero è parte del processo e non può far parte, scusate il bisticcio delle parole, della stessa famiglia di cui fa parte il giudice terzo imparziale. Ma Giuseppe Conte accusa il governo di non essere chiaro e chiede di votare no, non per quello che c'è scritto nella riforma, ma per quello che nella riforma non viene detto, ovvero il fatto che attraverso queste modifiche costituzionali si apre al controllo della magistratura da parte del governo di turno. Il ministro, la separazione delle carriere nella sua dichiarazione 2010, libro con Pisapia, non serve assolutamente a nulla, è già nella realtà. Grazie. La finalità è ben oltre, l'ho detto, rivendicare il primato significa rivendicare il potere del governo di turno di ripararsi dalle inchieste della magistratura. Alla fine spazio alle domande degli studenti universitari siciliani, protagonisti nel corso di un dibattito che è stato realizzato in memoria di Lauro Chiazzese, che fra l'altro è stato anche rettore dell'Università di Palermo. Ci fermiamoci adesso uno spazio per la pubblicità, subito dopo parleremo di un nuovo hub, uno spazio per gli studenti di Catania e poi spazio ancora a Sanremo, a tra poco. Nasce un nuovo spazio per gli studenti a Catania. Alle Ciminiere è stata inaugurata la sede della Consulta degli Studenti, un hub dedicato a partecipazione, idee e innovazione giovanile. Desiree Ferlito. Un nuovo spazio di partecipazione e confronto per i giovani del territorio nasce nel cuore di Catania. Inaugurato al Palazzo dell'Innovazione del centro fieristico Le Ciminiere, la sede della consulta provinciale degli studenti nell'ambito del progetto Ciminiere Hub. Un'iniziativa che punta a trasformare l'area delle Ciminiere in un polo dedicato all'innovazione, alla creatività e al protagonismo studentesco, in un'importante fase di rilancio. Avuto l'impegno da parte del direttore alla programmazione d'accordo con il presidente Schifani per darci 17 milioni necessari alla riqualificazione del nostro ciotolone, del nostro cutuliccio, quindi stiamo correndo perché diventa troppo importante per la cultura catanese per continuare a immaginarlo chiuso da cancelli e inferriate. La nuova sede rappresenterà un punto di riferimento per gli studenti delle scuole superiori della provincia, uno spazio in cui progettare attività, promuovere iniziative culturali e rafforzare il dialogo con le istituzioni. Mettere insieme il presente con il futuro, con chi questo spazio lo abiterà e diventerà anche protagonista delle scelte decisionali. Un momento simbolico che segna un passo avanti verso una scuola sempre più aperta a territorio e capace di valorizzare le idee delle nuove generazioni. In programma per i prossimi mesi abbiamo diverse conferenze riguardo tematiche a noi molto vicine come la sicurezza in strada o l'educare alla memoria storica. Con il progetto Ciminiere Hub Catania investe sui giovani, offrendo loro un luogo fisico e concreto in cui far crescere partecipazione, cittadinanza attiva e innovazione.
Ieri la seconda serata del Festival di Sanremo, che noi stiamo seguendo con i nostri inviati e vari appuntamenti. Stamattina quelli con Buongiorno Sicilia proseguiranno durante la giornata con un altro collegamento, Voci da Sanremo, dalle 14.30 alle 15.30 su Telecolor, e poi il meglio della giornata dalle 17.50 alle 18.30 su Antenna Sicilia, e infine a reti unificate dalle 19.30 alle 19.54. Intanto sentiamo uno dei big in concorso, Francesco Renga. Perché la canzone è una canzone matura che tratta un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Quella è una riflessione intima, insomma, su quelli che dovrebbero essere i rapporti verso l'altro, e quindi racconta appunto che prima bisogna risolvere i propri crucci, le proprie zone d'ombra, attraversarle da soli senza proiettare le proprie criticità sugli altri, quindi per poter dare il meglio di me. Legame con la Sicilia, so che per metà il tuo sangue è siciliano. Assolutamente, terra bellissima, mia madre era di Palermo, la famiglia di mia madre era di Palermo, e ogni volta che ci vado non so perché, è una cosa ancestrale, respiro un po' aria di casa. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare di calcio. Eccoci al calcio, il Catania da oggi nuovamente in campo per preparare la trasferta di domenica a Salerno. Il nodo per Toscano è l'attacco, si attendono i risultati degli esami di Forte. Sentiamo Francesco Triolo. I 2 giorni di pausa sono stati solo sulla carta per molti. Da oggi il Catania è tornato ad allenarsi al completo in vista del doppio impegno in trasferta che il calendario mette davanti. 2 scontri diretti, 2 incroci che definiranno il prossimo futuro del campionato rosso-azzurro. Si parte da Salerno, piazza in subbuglio nelle ultime ore, che ha vissuto anche il ribaltone in panchina con l'arrivo di Serse Cosmi al posto di Peppe Raffaele. La Salernitana dovrebbe anche cambiare volta, almeno tatticamente, con un 3-5-2 che è nelle corde del nuovo tecnico, con il rilancio di Golemic e l'avanzamento di Capomaggio. Situazioni che Mimmo Toscano e il suo staff analizzeranno e approfondiranno con la squadra da oggi e per tutta la settimana. L'allenatore etneo ha anche i suoi pensieri, c'è attesa per esempio per l'esito dei controlli a cui è stato sottoposto Forte. Proprio Forte e Caturano in particolare sono gli attenzionati speciali, anche se le alternative per l'allenatore del Catania non mancano. Rolfini può giocare come punta avanzata, così come è accaduto con Giuliano, ed è pronto a farlo. Al suo fianco c'è la possibilità che venga confermata anche Lunetta come domenica scorsa, oppure impiegare Bruzzaniti dall'inizio. Il Catania poi scenderà in campo conoscendo già il risultato di Potenza Benevento, e quindi anche l'atteggiamento potrebbe essere condizionato da quanto accadrà su quel campo. La trasferta della Rechi è vietata ai tifosi del Catania. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in chiaro, in esclusiva da Telecolor, con la versione extra large da 4 ore di diretta stadio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta quest'oggi da Marco Carli. A tutti una buona giornata.